sostanzialmente io ritengo che il controllo ci sia. È chiaro che quello che è successo, che è assolutamente drammatico e traumatico, deve insegnarci una volta per tutte che la manutenzione di queste opere è fondamentale per garantire la sicurezza per la gente, per la vita della gente e anche per il futuro economico e sociale del nostro Paese. Quindi è un investimento, anche se dal punto di vista mediatico magari dà meno visibilità. Ecco, voi come Ordine degli Ingegneri ribadite un concetto, il tema della sicurezza reale e non burocratica. Che cosa intendete per questo? Assolutamente. Noi dobbiamo valutare esattamente quali sono le prestazioni alle quali può far fronte un edificio, una struttura, un'infrastruttura. La norma è importante, deve essere rispettata, ci mancherebbe, però non dobbiamo essere schiavi delle norme. Noi dobbiamo usare la nostra cultura ingegneristica per far sì che ci sia una sicurezza reale e di conseguenza dobbiamo avere anche gli strumenti per poter operare anche velocemente. Ecco, voi chiedete anche un cambio di passo, soprattutto di prospettiva, non fermarsi all'immediato ma guardare anche in prospettiva, anche alla durata fisica delle strutture che sono state realizzate in questi anni. Diciamo che la vita delle strutture è scelta e decisa tra committente e progettista a monte nel momento in cui viene progettata, però è possibile che la vita venga prolungata anche con degli interventi pesanti e che quindi la si manutenga invece che per 50, per 100, per 150 anni. E non bisogna però dimenticare di fare questo. Assolutamente no, perché altrimenti, voglio dire, tutti i ragionamenti fatti vengono vanificati.